Amici di Sportisiri, ci siamo, è arrivato il momento della conclusione, e che conclusione del campionato nazionale riservato ai dottori commercialisti per quanto riguarda la stagione 2025. Ovviamente dottori commercialisti ed esperti contabili. C'è soltanto una partita da giocare, la più importante in assoluto, quella che assegna il titolo, quella che mette di fronte Bergamo e Catania, ed è bello intanto cominciare con questa immagine. Bello iniziare con questa immagine, con la foto tra i protagonisti attesissimi. Bergamo è campione d'Italia in carica, Catania vuole dare fastidio, vuole far sì che il dominio bergamasco abbia una fine. Sentite anche le trombe in sottofondo. Bellissimo spettacolo che ci aspettiamo sul campo, tanto ce ne hanno dato prima di mandarci tutti a pranzo Palermo e Bari nella finale di Coppa Italia. Purtroppo non si gioca la finalina terzo e quarto posto del torneo scudetto. Eccole qua le due squadre unite in un abbraccio per iniziare, prima di iniziare questa partita prevista inizialmente per le 16:30. Evidentemente di comune accordo le due squadre hanno deciso di anticipare di qualche minuto, tra l'altro sfidando anche il caldo che sta arrivando in maniera importante anche dalle nostre parti. Arriva anche un filo di sole, il che potrebbe anche complicarci leggermente i piani, però noi naturalmente porteremo a termine il compito nel migliore dei modi. Formazioni che in casa Catania cambia di un solo elemento, e stiamo per vederlo. In porta c'è Bulla col numero 1, poi Musumeci col numero 4, Di Paola col numero 19, Privitera col numero 21, Patania col numero 2, Zuccarello col numero 7, Sergi col numero 5, Russo col numero 9, Mottese col numero 20, Toscano col numero 11, Carastro col numero 6 e Brischetto col numero 18. Unica novità in formazione, con Brischetto che prende il posto di Alessandro Torrisi. Dall'altra parte squadra forte, molto forte, quella di Bergamo. Mentre inizia la partita, mettetevi comodi, stiamo per scoprire chi porterà a casa il titolo nazionale per i dottori commercialisti e gli esperti contabili per il 2025. Primo pallone giocato dal Catania, con Privitera fermato dall'intervento di Capitan Francesco Conca. Poi ha provato a giocarla Belometti senza successo, e allora mantiene il possesso palla con Patania il Catania. Il controllo da parte di Mottese, lui il capitano e non Bulla come scritto, come avevo preso nota. Qui la palla gestita da Facchinetti, grandissimo protagonista nella semifinale, nella scorpacciata di gol contro il Benevento. Mette il pallone fuori Carastro, fallo laterale. Sullo sfondo la vedete già inquadrata la coppa che verrà assegnata tra un'ora e tre quarti, a meno di appendici, di supplementari o, come nel caso della partita che abbiamo commentato con Salvo Geraci prima di pranzo, ai calci di rigore. L'altro Napoli che ha già giocato, scusate, Catania che ha già giocato un supplementare nella sua partita, quella di 2 giorni fa contro Napoli. Qui intanto si distende bene Bergamo con la palla che arriva in area di rigore. Belometti ci prova, fermato. Poi il nuovo cross, palla che viene allontanata. Insistono i campioni in carica dall'altra parte con Caldara. Mazzucotelli riparte dalle retrovie, poi la palla messa in avanti ma allontanata. C'è poi l'intervento falloso
ai danni di Mazzucotelli da parte del numero 10 Licciardello, che è un'altra novità nella formazione iniziale. C'era stata segnalata come unica novità la presenza di Brischetto, in realtà così non è. Comunque siamo pronti con questa palla recuperata dal Catania, messa subito fuori all'intervento del numero 25 Cremaschi. Ci state già seguendo in tanti sul canale YouTube di Sportisiri TV, naturalmente l'invito è a godervi tutta la partita, mentre qui intanto Bulla mette giù il pallone, rischia il dribbling su Marchesi. Marchesi, Facchinetti senza dubbio i giocatori più importanti in casa bergamasca. Qui intanto piazzato sopra la traversa, ci ha provato Caldara in quello che è il primo tentativo dall'inizio della partita per Bergamo, dopo poco meno di 3 minuti e mezzo. Battuta lunga con il controllo proprio da parte di Licciardello, fermato, subito anche un colpo involontario al volto da parte di Cassinelli. Insiste il Catania con Zuccarello che arriva sul fondo, cross respinto, poi mette fuori Cremaschi, non riesce a controllarla né a tenerla in campo Ballatore, sarà fallo laterale per il Catania con il numero 2 Patania. Giocata corta su Mottese, poi spalle alla porta, prova a difenderla Di Paola, ancora la gestione di Patania, cross respinto ancora da Cremaschi, stacca Marchesi di testa, arriva Facchinetti in anticipo, bella palla qui per Francesco Conca che prova a smistare ancora su Facchinetti, c'è la chiusura ancora da parte del Catania con Toscano, la palla è rimasta in campo e allora attenzione perché si prosegue con l'intervento ottimo da parte del numero 17 bergamasco, Bernini, numero 17 Bernini. L'arbitro qui ha fischiato fuori gioco col secondo assistente che ha tenuto la bandierina alzata, nonostante fosse chiaro il fatto che a portare avanti l'azione fosse un giocatore arrivato dalle retrovie. Nello specifico, se ho visto bene, il numero 10 Licciardello. Intanto era rimasto a terra Talto Musumeci che si è appena rialzato. Un po' di confusione su entrambe le panchine. Si può ripartire con Cassinelli che smista su Cremaschi. Conca indietro ancora a Cremaschi, riceve Mazzucotelli, pallone messo fuori e ancora a terra Musumeci che probabilmente non ce la fa. Sì, è subito costretto a ricorrere al cambio, al primo cambio, il tecnico del Catania che eccolo il cambio, termina subito purtroppo la finale per Musumeci, rincuorato in panchina il numero 4. Dunque dopo 6 minuti e mezzo già la prima svolta in negativo per gli etnei. Qui intanto la palla lanciata in avanti, non riesce a tenerla in campo Belometti e c'è il fallo laterale per Patania.
stacca Licciardello al duello con Ballatore, poi subentra nell'azione Privitera, ancora Licciardello, anticipato, poi Conca, la prova a giocare in avanti, colpo di testa a metter fuori, ancora insiste Bergamo che però non riesce a gestire, poi in qualche modo riconquista con Mazzucotelli, mentre intanto Brischetto ha preso il suo posto da centrale. Battuta lunga di Mazzucotelli, c'è l'inserimento di Facchinetti, colpo di testa di Brischetto, poi fermato Marchesi, ancora buono l'intervento in tackle scivolato da parte di Di Paola, poi ancora Bergamo che insiste con Belometti, destro gioca in mancina, buona qui la chiusura da parte di Patania che riesce a conquistare il rinvio dal fondo. Nel tripudio di applausi per lui e per Catania, che sta interpretando molto bene questi primi respiri di partita. La palla battuta in avanti, colpo di testa di Belometti. Per la palla messa in fallo laterale, sarà una rimessa per Catania ancora. C'è l'intervento di Zuccarello che prova a spingersi sulla destra, la palla che arriva nel cuore dell'area, non riesce a liberare Cassinelli, ha bisogno di un aiuto da Bernini che mette il pallone in fallo laterale.
Platania, quindi non Patania. Sì, con la L in mezzo. Ma lei mi sbaglia gli appunti però. No, cioè, quello è quello che c'è scritto l'allenatore che mi ha chiesto prima. Ah, quindi Patania c'è. Sì, questo è giusto, l'allenatore è Platani. Ok, aspetta che mi segno Bernini che non me l'avevo segnato prima. Riprende il gioco dunque. Tanto c'è bellissimo duello a distanza tra i bimbi di entrambe le fazioni. Mentre c'è la rimessa battuta su Bernini, pallone allontanato da Patania. Cassinelli, l'appoggio per Belometti, anzi per Caldara. Poi c'è l'anticipo ai danni di Facchinetti che non sta ancora riuscendo ad incidere. Battuta lunga con il servizio in avanti. E poi a terra, dopo il contatto con Caldara, è andato Di Paola. Ribadisco, autore del gol che al 10° minuto ha sbloccato la contesa. Ricordiamo che al termine di questa partita, che ricordo ancora una volta, è iniziata con circa un quarto d'ora di anticipo rispetto alle previsioni, ci sarà la premiazione soltanto per la squadra che vincerà il titolo nazionale, quindi una tra Bergamo e Catania. Questa sera poi ci saranno le altre premiazioni con appunto la seconda classificata, che sarà la perdente di questa gara, Napoli, che in virtù della rinuncia di Benevento ha conquistato il terzo posto nel torneo scudetto, e infine le squadre che hanno partecipato alla Coppa Italia, con Palermo che se l'è aggiudicata dopo i calci di rigore contro Bari, con Salerno che invece è giunta al terzo posto dopo aver, anzi Foggia è arrivata al terzo posto dopo aver vinto la finalina contro per l'appunto i Granata Campani. Qui intanto ancora la buona copertura di Cremaschi su Zuccarello, e allora è fallo laterale con Patania. Allontana in qualche modo Cremaschi, poi prova a girarsi senza successo Ballatore, alla fine la palla esce. E calcio d'angolo per Catania. Grappolo di uomini in area, attacca con 5 unità negli ultimi 16 metri Catania, colpo di testa da parte di Belometti, si torna in bandierina. Ancora con Zuccarello, c'è il trenino catanese in area di rigore. Pallone che spiove in mezzo, Conca prolunga, prova ad arrivare Facchinetti che viene anticipato, poi conclusione che scende in ritardo rispetto alle aspettative.
Si parte con Cremaschi e Cassinelli, i due centrali di Bergamo. Tra l'altro molto bella la maglia di Bergamo, con il particolare sulla schiena sotto al numero della sagoma della città alta, che ricorderete è stato uno dei simboli nel periodo di massima diffusione del Covid-19 in Italia, in particolare nella città di Bergamo, che è stata suo malgrado tra le più colpite. Intanto non sfrutta questa occasione e allora riparte da fondo Catania. Ci pensa ancora Patania a battere lungo, controlla Licciardello, poi perde il rimpallo, subentra Zuccarello che vince un paio di contrasti, alla fine esce vincitore Belometti, poi pallone giocato in avanti da Sergi, poi una scivolata vincente da parte di Caldara. Bernini subito in avanti da Facchinetti che la mette giù, entra in area Conca, la palla è proprio per lui, anticipato, poi Facchinetti ha girato dall'avversario, prova a tornare sulla palla ma alla fine messo fuori, rimessa per Bergamo con Cremaschi che la lascia a Bernini. Conca, Cassinelli, Belometti, sventagliata dalle parti di Facchinetti che aggancia sempre in maniera molto elegante, salta il primo avversario, poi insiste nell'azione, c'è il tocco per Conca, area di rigore, Conca posizione regolare, mette in mezzo, chiude la difesa catanese, praticamente a botta sicura stava per calciare Facchinetti, nulla ha potuto, e poi Bulla è andato in uscita bassa. Qui la palla recuperata da Belometti che poi va anche a contrasto con Sergi, sarà fallo laterale per Bergamo. C'è la rimessa verso Licciardello che non riesce a controllarla. C'è la battuta lunga, poi ancora un fallo laterale conquistato da Bergamo. La rimessa di Belometti su Facchinetti che la mette subito in mezzo, fiondata a cercare l'intervento di Bernini che la può soltanto sfiorare, arriva dalle retrovie ma non riesce a tenere il pallone in campo. Cremaschi, la rimessa di Patania, poi Mottese pressato da Mazzucotelli. Lungo Patania con le mani, colpo di testa di Bernini, poi Facchinetti apparecchia per la fiondata di Ballatore alla ricerca di Marchesi, colpo di testa da parte di Carastro che evita il fallo laterale solo per un attimo. La rimessa a cercare Marchesi che prova a girarsi, Facchinetti anticipato, fa buona, anzi buonissima guardia la difesa catanese. Cremaschi, Cassinelli,
cerca compagni da servire, c'è Conca che si è liberato, il controllo orientato del 7 che può armare Bernini, così fa Bernini con Facchinetti che se lo pone davanti a lui, ha però capito tutto Privitera che anticipa, poi Ballatore su Patania che viene però saltato da Conca, sempre Conca, va sul fondo il capitano di Bergamo che va a puntare Privitera, pallone in mezzo, Facchinetti, scarico per Mazzucotelli, conclusione debole, anzi bloccata da Bulla. La respinta di Cassinelli sul rinvio di Bulla, poi Bernini, Ballatore dove non ci sono maglie scure, prova a mettere giù Toscano che viene fermato, poi lo scontro con Caldara che rimane giù. C'è la punizione dunque con Cassinelli che la fionda verso l'area catanese, colpo di testa da parte di Pirischietto, poi cerca di alimentare Mazzucotelli, Marchesi per Facchinetti, il cross ancora colto in controtempo Bernini, sarà fallo laterale per Catania. Siamo negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, salvo recupero. Qui la chiusura ai danni di Privitera, Ballatore sbaglia il tocco, poi Bernini colpisce di testa addosso a Ballatore. E sarà fallo laterale per Catania. Rimessa per Patania, di testa Bernini, scontro con Licciardello, falloso secondo l'arbitro, le proteste di Conca che si becca l'ammonizione. Dunque punizione Catania, giallo per il capitano bergamasco per delle proteste abbastanza vibranti. E dunque c'è questo calcio di punizione per il Catania, sempre Patania. Sempre tanti uomini a difendere l'area bergamasca, in 3, anzi in 4 all'interno dei 16 metri avversari per Catania. Qui colpo di testa di Cassinelli, poi conclusione sopra la traversa. Ci ha riprovato Di Paola. Il rilancio di Tacchini, Caldara di testa, poi svirgola, Belometti. Qui ottimo il rientro di Mazzucotelli a recuperare il pallone, poi il rilancio direttamente in fallo laterale. Catania che sta tenendo benissimo il campo.
e che sta concedendo veramente le briciole ad una squadra che arrivava qui nel Palermitano con i gradi di squadra favorita, di squadra da battere, semplicemente perché porta sul petto il vessillo conquistato un anno fa a Trani. Tanto rimessa ancora per il Catania, colpo di testa da parte di Mazzucotelli, poi il controllo sbagliato da parte di Zuccarello, non avvertito della presenza degli avversari. Qui Conca fermato col fallo da Sergi, punizione Bergamo. Tanto c'è a terra un giocatore di Catania, credo si tratti di Sergi. Anzi, si tratta del numero 7 Zuccarello. Qui la palla scodellata in avanti, un contatto al limite dell'area, tutto regolare secondo l'arbitro. Poi Belometti, chiuso dall'intervento deciso da parte di Mottese. Ancora Bergamo però, con Bernini, controllo non perfetto, se la porta sul destro, va a calciare, ribattuto. E Conca lascia scorrere in fallo laterale, ultimi 5 di questo primo tempo, più eventuale recupero. La palla allontanata alla difesa catanese, esce a dar manforte Tacchini. Cremaschi per Cassinelli, battuta lunga, colpo di testa da parte di Sergi, 2 volte anche col piede. Caldara, Marchesi non può arrivare, Sergi allontana ancora, poi Licciardello anticipa Cassinelli, rientra su di lui Mazzucotelli e l'arbitro fischia fallo in favore di quest'ultimo. Calcio di punizione per Bergamo. Punizione per i campioni in carica, con Cassinelli che gioca corto su Cremaschi, vuole avanzare anche con i suoi ultimi baluardi nella metà campo avversaria a Bergamo. Palla scodellata in avanti, Marchesi si stacca, controlla Sergi, poi Marchesi sfrutta la posizione, si accontenta del fallo laterale. Belometti converge il 6, la palla sul destro, ancora Belometti, si defila, poi appoggia Marchesi, il cross, forse l'ha toccata Privitera, in ogni caso la allontana definitivamente Zuccarello. Tanto Conca, pallone messo in mezzo da Bernini, controllo pericolosissimo ma efficace da parte di Paola, poi pallone che torna in area, esce Bulla. Rinvio del portiere catanese Cassinelli, alla meglio su Licciardello. Belometti cerca il cambio gioco su Bernini che gioca costantemente più alto rispetto al suo dirimpettaio di destra. Ancora Bernini profondo per la corsa di Facchinetti che tiene il pallone in campo. Facchinetti prova a puntare contro Privitera, allo scarico per Ballatore che calibra il cross a terra. Marchesi poi
Mazzucotelli ci ha provato, la palla si è alzata sopra la traversa. È calato e non poteva essere altrimenti il Catania in questa fase finale del primo tempo. C'è un giocatore di Bergamo a terra, si tratta proprio di Mazzucotelli, forse è atterrato male dopo il tentativo. Ricordo, per chi non avesse seguito le altre partite andate in scena oggi, che Palermo si è aggiudicato la Coppa Italia, quindi titolo per la squadra di casa, che al termine della lotteria dei calci di rigore ha battuto Bari. Altra partita pirotecnica già nei 90 minuti, 2-2, con i pugliesi scattati in avanti 2 volte e i Fucsi e Neri capaci di rimontare in entrambi i casi, da cui nel finale un ottimo gol bellissimo da parte di Anello a 4 minuti dalla fine. Poi nei supplementari non è successo nulla, se ne dei rigori, e alla fine il protagonista è stato Scalici, il portiere del Palermo, che ha neutralizzato 2 tentativi dal dischetto dei pugliesi. A proposito di Puglia, terzo posto in Coppa per Foggia, che ha battuto Salerno nella finalina, partita terminata 3-1. Per quanto riguarda lo scudetto, terzo posto per Napoli, che ha usufruito della rinuncia da parte di Benevento. Intanto non ce la fa Mazzucotelli, allora cambio forzato anche dall'altra parte. Con l'ingresso in campo di Crotti, maglia numero 9 per lui. È scaduto il 45esimo, già da una trentina di secondi, vedremo anche quanto verrà fatto recuperare. Visto il cooling break, visto anche un paio di interruzioni anche abbastanza lunghe. C'è una punizione per Bergamo con Privitera che è rimasto a terra. Scontro duro con Conca. Battuta lunga da parte di Cremaschi. Belometti non riesce a controllare. Facchinetti scodella verso Conca, se la porta sul destro il capitano bergamasco. Ancora Conca, scarica indietro addirittura per Cremaschi. Tutta Bergamo, a eccezione di Tacchini, nella metà campo del Catania. Pallone lungo, troppo lungo da parte di Bernini. Resiste il gol segnato da Di Paola al 10° minuto. Poi la palla è uscita, rimessa a Bergamo con Ballatore, Cremaschi, Cassinelli, lancio, stacco di Ballatore, anzi di Crotti. Marchesi col tacco, Crotti mette giù, ancora Crotti, la tiene, prova a liberarsi in mezzo a 3, maglia del Catania. Poi ancora pallone buono, fallo fischiato contro Crotti, e questa è l'ultima giocata del primo tempo. È 1-0 Catania all'intervallo qui al Favazza di Terrasini, con 45 minuti che separano gli etnei dalla conquista del titolo, che per il momento resta sul petto dei bergamaschi. Noi andiamo in break per qualche minuto, poi torniamo qui per il secondo tempo. Questa è una stagione importante, una stagione dove Athletic ha
ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso a inizio anno, quello di eccellere nel futsal e nel calcio. Credo che, non ho fatto indagini, però credo di poter dire che sicuramente a livello regionale, ma probabilmente anche a livello nazionale, sia un record, c'è un triplete di squadre seniores, perché poi se vogliamo farla completa c'è l'Under 19 di calcio a 11 che con il grande mister Pippo D'Angelo ha vinto pure loro il titolo regionale, quindi diciamo che 4 titoli in un anno raramente si è visto, 3 titoli di prime squadre e squadre seniores, credo che in Italia non sia mai stato. Athletic quest'anno ha fatto bene, merito di una grandissima società, di una grande progettualità. Nel futsal tutto parte nel 2023 quando vengo contattato da Michele Lovalvo e Gaetano Conte e mi sono rimesso in gioco anche se ero fuori da diversi anni. Non è stato facile perché bisogna rimodularsi col futsal moderno. Ho messo la mia esperienza di campionati di alti livelli, però il merito è tutto e non sono assolutamente così, non faccio complimenti tanto per farli, il merito è dello staff che è stato incredibile. Mister Miosi, preparatore atletico Brandi, preparatore portieri Romeo, i dirigenti tutti, non li cito tutti perché sono veramente tanti, hanno dato una mano incredibile, sono stati per me motivo di orgoglio e motivo anche di stimolo, perché nei momenti in cui durante la stagione magari ti vengono un pochino meno le forze, un pochino meno la voglia, vedere quella gran voglia che avevano loro, quella dedizione incredibile ai giocatori che hanno messo tutto l'anno, sono stati per me gli stimoli di non mollare, ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine abbiamo vinto. Rammarici? Ma se c'è qualche rammarico non avere vinto la Coppa Italia, la Coppa Italia è venuta in un momento in cui la squadra non stava bene, è stato in un momento sbagliato. Questo ci deve ricordare che vincere non è mai facile, perché vincere è difficile, si devono anellare tutte le caselle al loro posto, tutto al momento giusto. La femminile, che dire, ragazzi eccezionali, mister Lo Piccolo è riuscito a adattarsi a un mondo non suo, che è diventato oramai prepotentemente suo, con l'aiuto di Luca, di Rossella, di Rita, dirigenti incredibili, Luca assolutamente suo fido scudiero, ma ragazzi eccezionali che hanno dominato tutto il campionato siciliano, hanno dominato pure una buona parte della Coppa Italia nazionale, sono arrivati a un passo dalla finale nazionale, ragazzi eccezionali che meritano ben altri palcoscenici. Questi Athletic, noi del futsal abbiamo messo la nostra parte, adesso aspettiamo che ci dica cosa fare la proprietà per progettare un'altra bella stagione. Riccardo Romeo si allontana per modo di dire da Athletic, cioè il suo impegno viene meno per qualche mese perché sua moglie è in dolce attesa, preferisce dedicarsi alla famiglia come il lavoro viene davanti a tutto, quindi si fa un leggero passo indietro, ma sa bene che appena ci sarà la lieta notizia della nascita del suo secondo figlio, rientrerà alla grande in Athletic, ma un'assenza viene colmata da un'assenza di una persona, grande persona, viene colmata da un'altra grande persona e grande professionista. Entra con noi Piero Marsala, che ha collaborato con me a Bagheria, a Sant'Isidoro, sia nel calcio che nel calcio a 5. Piero è una persona incredibilmente preparata, tra altre cose con un grandissimo rapporto con Riccardo, per cui il passaggio di consegne sarà assolutamente indolore. E chissà, magari vediamo, perché il mio obiettivo, prima di pensare all'organico, e ci stiamo pensando, è rafforzare lo staff. Tutti sanno l'amicizia che mi lega a Riccardo Scardina, tutti sanno l'amicizia che mi lega a Marco Mineo, li sto cercando di coinvolgere nel progetto Athletic, vediamo se riesco a convolgerli bene, sarò più forte come staff e per me lo staff non è altro che l'architrave di un progetto di qualunque tipo. Poi i giocatori si possono prendere più o meno forti, le stagioni si possono più o meno fare bene, ma quando c'hai uno staff forte come l'ho avuto io quest'anno e come spero con De Puntelli lo avrò ulteriormente il prossimo anno, si potrà fare bene pure in Serie B. Cominciamo dalla femminile perché la mia menzione va a Totò e Luca Lo Piccolo, che sono riusciti a dare a questa squadra un'identità incredibile, a ragazze già di sé molto forti, sono riusciti a
è riuscita a plasmarle e a farle diventare una squadra fortissima. Quest'anno ho ricevuto i complimenti da tutte le squadre nazionali che abbiamo incontrato, dal presidente nazionale Castiglia, era un piacere vederle giocare. E è giusto che debba anche citare Rossella Di Maggio, grandissima Rossella, che è stata veramente il trade union tra la proprietà, la direzione generale e la squadra. A Rossella vanno già fatto di persona, mi fa piacere dirlo pubblicamente, i complimenti di essere stata incredibile nel tenere questa squadra composta fino all'obiettivo finale, che è stata la vittoria da gira del campionato regionale. Maschile sono due momenti topici della stagione. Il primo, quando tra novembre e dicembre perdiamo metà squadra, o perlomeno dei leader importanti come Barcellona, Sanchez, Tubè, Nilmar, per infortunio o squalifiche. Sanchez, spagnolo incredibile, un ragazzo incredibile che purtroppo non ha potuto dimostrare quanto vale per un infortunio importante al ginocchio. Perdendo Tuvè, Nilmar, Barcellona e Sanchez, ripeto, per svariati motivi, qualunque squadra sarebbe crollata. Là lo staff è stato importante, là i ragazzi sono stati incredibili, che sono rimasti incollati a Palermo Calcio a 5. Quando è passata un po' la buriana, poi siamo venuti fuori nel girone di ritorno. Il secondo punto è stato una grandissima società che mi ha permesso, nel mercato di riparazione, come viene chiamato comunemente, tra dicembre e gennaio, di rinforzare la squadra proprio nei ruoli dove abbiamo avuto problemi per quelle defezioni di cui parlavo. E quindi arriva Nivaldo, giocatore incredibile della 1 polacca, arriva Orlando, incredibile il ragazzo proveniente dal Villaura, arriva Saviano dal Palermo Calcio a 5, arrivano Baucini e Pitarresi svincolati dal 3M. Capisci bene che è una società che prende 5 persone in un mercato di riparazione, ripeto, abbiamo cambiato volta alla squadra, siamo riusciti a colmare quelle lacune che per gli infortuni avevano creato nel girone d'andata. Questi due momenti per me sono stati momenti topici della stagione e che poi hanno creato quell'incredibile filotto di risultati, 15 vittorie, un pareggio su 16 partite, che hanno portato alla vittoria finale. Atletic nel 2023 mi chiama: Rosario, vogliamo un settore futsal importante. Importante che significa? Significa che devi mirare a vincere, poi non sempre si può vincere perché la palla è rotonda e perché, come dicevo prima, per vincere tutti i tasselli devono andare al loro posto tutti insieme e non è facile. Ripetersi è ancora più difficile e noi ci proviamo il prossimo anno, non diciamo da neopromosse sia nel girone B che nel girone, chiedo scusa, sia nel femminile che nel maschile. Non abbiamo progettato una squadra per fare il doppio salto di categoria, però la società è Athletic, noi dobbiamo fare bene perché abbiamo un nome alle spalle, un prestigio importante, una società conosciuta su tutto il settore nazionale, si sta organizzando e strutturando a livello dirigenziale in maniera importante e quindi, ricordandoci che siamo Athletic, dobbiamo portare avanti questo progetto. Dove possiamo arrivare, Francesco, non lo so che la voglia è tanta, la società dietro ci dà sempre carta bianca, questa fiducia del presidente Conte ci responsabilizza in maniera importante perché dobbiamo ripagare questa fiducia con i risultati, per cui il detto vincere aiuta a vincere assolutamente sì. E per ognuna di queste combinazioni
Rientriamo per il secondo tempo di questa finalissima scudetto del torneo nazionale riservato ai dottori commercialisti e agli esperti contabili. Dopo i primi 45 minuti il Catania è in vantaggio su Bergamo per 1-0. Facchinetti, Crotti, la palla sul destro, ribattuto, poi pallone allontanato da Brischetto. A occhio e croce non ci sono state modifiche nei 22 che hanno concluso il primo tempo, col gol di Paola al 10° minuto, che decide per il momento la finalissima, che per il momento condanna Bergamo a non poter festeggiare il bis tricolore. Intanto altra palla messa in mezzo, allontanata da Privitera, che si autolancia e corre. Zuccarello, è un 3 contro 3, adesso alimenta l'azione anche Toscano, che lancia lungo ancora verso Privitera, il quale cerca di tenere il pallone in campo, non ce la fa. Anzi, un cambio c'è stato per Bergamo, perché è uscito, adesso sto cercando di capire chi, forse Belometti ancora in campo. Nel primo tempo è uscito Mazzucotelli e fin qui ci siamo, ed è entrato al suo posto Crotti. È entrato con la maglia numero 11 Marini. Ed è uscito Conca. Anzi no, Conca è lì, adesso vediamo chi è uscito. Eccolo Conca che si butta nello spazio, respinge il rilancio del suo avversario, che vediamo sia Caldara sia Belometti. È uscito Ballatore, al suo posto è entrato per l'appunto Marini con la maglia numero 11. Catania non ha cambiato nessuno, intanto attenzione a questo pallone giocato, dicevo il Catania non ha cambiato nessuno, fatta eccezione per Brischetto, che ha preso il posto dell'infortunato Musumeci. Pallone lanciato in avanti, Marini affrontato da Sergi, sono in due su di lui, Marini può andare, calcia verso la porta, c'è deviazione con la palla che scheggia la traversa e va sul fondo, calcio d'angolo, grande occasione Bergamo subito. La battuta del calcio d'angolo, va a terra un giocatore di Bergamo, cerca la girata Belometti, non trova la porta. Battuta lunga con il colpo di testa a prolungare, alla ricerca di Zuccarello, la palla indietro addirittura per il portiere Tacchini, il quale riesce a rilanciare. Battuta lunga con le mani a cercare Facchinetti, la sponda su Bernini, il cross di Mancina, Marini anticipato, poi la palla rimane lì, la può gestire Brischetto, che chiama all'uscita Bulla, che poteva prendere la palla con le mani e infatti così fa. Fa salire i compagni il numero 1 di Catania, prolunga Licciardello, poi Zuccarello cerca di passare, viene fermato. La battuta in avanti, il tocco con un braccio da parte di Carastro, giallo per lui. E calcio di punizione, dunque secondo giallo della partita dopo quello estratto all'indirizzo di Conca. Intanto prepara la prima mossa, diciamo non forzata,
Catania. Sta indossando la maglia, se sono riuscito a vedere bene, il numero 9 Russo. La battuta verso l'area di rigore, Cassinelli non è riuscito a piazzarla nello specchio, palla fuori. Può andare dal fondo, questa volta va Brischetto. È battuta lunga, controllata da Marini, poi Facchinetti anticipato da Privitera, ultimo tocco è di Di Paola. È rimessa per Velometti che appoggia al numero 25 Cremaschi. Si sono finalmente invertiti i due centrali, il mancino gioca a sinistra, il destro gioca a destra, come logica vuole. Hanno giocato tutto il primo tempo praticamente invertiti. Qui intanto c'è un calcio di punizione per Catania. Ma prima i cambi, esce sicuramente Ricciardello. Esce Ricciardello, esce il numero 6 Carastro. Quindi due cambi nel Catania. È entrato con il numero 8 Alessandro Torrisi, con il numero 9 Russo. Marchesi per i due centrali, Marini, sponda troppo forte per Crotti, difende, prova a difendere l'uscita del pallone qui Catania con la palla che carambola, e alla fine l'ultimo tocco è un giocatore di Bergamo, rimessa Catania. Non riesce a tenere il pallone in campo Zuccarello. Il rilancio di Tacchini. Colpo di destra a prolungare di Belometti, in fuorigioco Crotti, si disinteressa all'azione, può giocare Facchinetti ma viene tagliato fuori da Sergi che poi guadagna fallo laterale sull'intervento di Marini. Qui Zuccarello non tiene palla, arriva Russo che entra duro su Belometti, giallo per Russo. Si scambiano il 5 i due. La battuta di Cassinelli, Marchesi continua ad aprire, qui c'è una bella chiusura di Patania che poi prolunga, Zuccarello il più lesto, prova a girarla subito perché sta scattando dall'altra parte Di Paola, il controllo, anzi si tratta di Toscano, viene fermato ma tiene il pallone, Privitera in area, colpo di testa a mettere fuori da parte di Crotti. Insiste Catania, Russo
La palla messa in mezzo da Sergi, Cassinelli di testa. E allora Conca con la palla larga su Crotti, si propone Facchinetti, riceve, spalla alla porta, affrontato fallosamente dal capitano di Catania Mottese. Punizione. La punizione di Facchinetti verso il cuore dell'area, colpo di testa di Cassinelli, che al momento è l'attaccante più pericoloso di Bergamo. Bulla ha già messo in gioco la battuta lunga di Patania, di testa Cassinelli. Poi Conca fa scorrere Facchinetti ai 20 metri, ancora Facchinetti, sterzata in mezzo a due, viene chiuso, poi Patania la allontana, ancora Facchinetti, palla che rimane lì, conclusione di Marchesi, deviata, Bulla. Sergi porta sul pallone per Catania, Torrisi, Zuccarello ha cercato di far correre Sergi, che però non ha seguito l'azione e alla fine è costretto anche a concedere fallo laterale. Cassinelli porta su per Bergamo. 13° scaduto nel secondo tempo. Facchinetti si è mosso al filo e fuori gioco, si propone Marini, scambiano i due, ma la palla di ritorno di Marini è troppo lunga, però la palla esce in calcio d'angolo. Disimpegno farraginoso qui. E allora altro giro in bandierina, è il terzo in questo secondo tempo per Bergamo. La battuta del calcio d'angolo, ma serie di trattenute. Conca con la maglia visibilmente tirata, c'è Crotti che sta protestando anche in maniera vibrante. Ancora proseguono le trattenute, la battuta in mezzo, non arriva nessuno, poi subentra nell'azione Crotti, allontana Privitera, poi Marini colpisce in qualche modo di testa ma innesca Zuccarello. Zuccarello col contrasto di Caldara, calcio di punizione. La battuta di Patania che è un cambio gioco per Russo. Russo stringe il campo, poi palla per Mottese. Brischetto col brivido va giù nel contatto con Conca. A terra ancora Brischetto.
può riprendere il gioco con la battuta di questa punizione. Intanto sembra prepararsi Finocchiaro nel Catania, che sta ronzando poco fuori la panchina. Marchesi che adesso fa il terzino, poi Marini non riesce a indirizzare, mette fuori il pallone Privitera. Pallone ancora messo in fallo laterale. Intanto calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo, esce direttamente fuori da rettangolo, anzi è rimasto in campo con Cavagiù, non c'è contatto secondo l'arbitro, allora rimessa Catania. Anzi no, si riparte dal fondo perché la palla era effettivamente uscita sulla traiettoria. Tanto al momento non c'è il cooling break, però ci si bagna la testa. Intanto Marchesi prova a liberarsi, è rimasto a terra un giocatore di Bergamo, punizione, il contatto con Facchinetti, anzi con Caldara. Pallone lungo di Cassinelli dalle parti di Facchinetti, 1 contro 1, Facchinetti, ma è scivolata Sergi che gli chiude la vallata per gran giocata in mezzo dei Facchinetti, va giù Facchinetti, si gioca, rimane a terra il 10, altro episodio dubbio in area etnea, Marchesi, Cassinelli, alza la testa e sventaglia dalle parti di Marini, si gioca sempre da questa parte, Marini col cross d'esterno, colpo di testa di Brischetto per Facchinetti, controlla col petto non bene, Caldara mette giù, viene chiuso, poi contrasto e fallo su Toscano. Si rialza Toscano. La battuta della punizione verso Privitera che viene sommerso da Cassinelli. Di Paola, Privitera, prova a mettere giù. Poi mette in mezzo dalle parti di Russo che controlla, Russo, poi conclusione, volante, palla che si perde fuori, ci ha provato Toscano. Arriva un cambio per Bergamo, quando è scaduto il 20° minuto, fuori Caldara. C'è l'ingresso in campo di Gabrieli e di Cortinovis, chiedo scusa, Cortinovis, maglia numero 19. Cambia ancora posizione Marchesi che si mette tra le linee adesso a ricevere il pallone. Cortinovis si mette terzino destro.
Marchesi, qui l'entrata in ritardo su di lui, si gioca per il vantaggio, poi la perde Marini. Entrata ancora dura questa volta di Russo, gioco pericoloso su Cortinovis. Punizione Bergamo. Cremaschi gioca su Marchesi, verticale, Facchinetti di prima, Cortinovis mette in mezzo, non granché, la può controllare senza problemi Bulla. Rinvia il portiere catanese Di Paola, Privitera, prova a scodellare verso Zuccarello e verso Toscano, pallone in avanti, troppo facile da leggere per Cassinelli. Marchesi con spazio, non prosegue nella corsa perché viene rimontato da Russo, poi Marini, proprio Russo a dare una mano. Serie di contatti duri a parte i giocatori di Bergamo. Io ho contato almeno 2 falli, l'arbitro non è dello stesso avviso. Marini in mezzo a 2, attenzione, qui nel modo di girarsi Marini col piede ha impattato sul volto di Privitera. Non voglio minimamente pensare ad un gesto volontario, infatti Marini lì attende per dare un cenno così distensivo e di scuse al suo avversario, chiamati i volontari della Croce Rossa. Super lavoro. Per loro anche oggi. Tutto ok, per fortuna per Privitera. Il rumore della scarpata è stato forte, per fortuna non si è fatto nulla. La scorzatura, il numero 21 del Catania, Catania che prepara una mossa dalla panchina, almeno così sembra. No, impossibile, è impossibile. E invece no, semplicemente cooling break e poi si giocheranno gli ultimi 20 minuti più recupero di questo campionato.
riprende la partita e, come dicevo prima, mentre viene fissata la bandiera di Catania, gentilmente fornita dai spettatori, alle spalle della panchina etnea, qui Marini affrontato da Brischetto, poi ancora Marini di testa, prova a lanciare Facchinetti, bravissimo Patania a chiudere, poi Russo, Zuccarello, accelera Zuccarello contro Cremaschi, la tiene il 7, poi passa ai due centrali dove c'è Russo, Privitera fronte alla porta, 25 metri, si defila, il tocco è per Toscano, ancora Toscano contro Belometti che subisce il fallo. Punizione Bergamo, 18 più recupero alla fine. Cambia ancora Bergamo, esce Bernini. Dovrebbe toccare a Manazza. Anzi no. Un cambio tra pari ruolo, entra bensì Pedrali, maglia numero 24. Qui duello aereo, fallo di Conca sull'onnipresente Privitera. Ricordiamo che Conca è gravato da ammonizione. Si rialza Privitera, cambio nel Catania, esce Mottese con Patania che si sposta sull'altro out. Intanto un lancio verso l'area di rigore, Zuccarello, Patania, tiro ribattuto da Pedrali, rimane in possesso il Catania con questo fallo laterale. Palla verso l'area, ancora Zuccarello, questa volta ha girato dal pallone, riesce a tenerlo, Zuccarello se la porta sul destro e viene fermato, poi Russo, spalle alla porta, cerca compagnia a servire, il tocco largo, occhio a Di Paola che prova ad andare, serie di finte, Di Paola, il cross, secondo palo, Patania può riciclare l'azione di Catania, gliela mette in calcio d'angolo Cortinovis. Già battuto l'angolo con la soluzione corta, Zuccarello al tiro, ribattuto, Torrisi si rifugia indietro, passaggio rischioso qui e infatti non riesce a gestirla Giuffrida che è il nuovo entrato, poi fallo sempre su Privitera. Quanti falli ha subito, quante punizioni ha guadagnato Privitera e adesso guadagna anche l'ammonizione. Ammonizione per Crotti a 14 minuti più recupero dalla fine.
è rialzato Privitera, che veramente di colpi ne ha presi parecchi. La battuta, poi Catania riconquista palla con Giuffrida. Di Paola, tutto largo a destra, parte il cross, secondo palo, pallone che rimane lì, è uscito male Tacchini, poi la palla gestita da Zuccarello, indietro a Patania che guarda anche la porta, la cerca, la trova, la respinta per palla che rimane lì e salvataggio sulla linea di Belometti che nega il 2-0 al Catania ad un passo dal raddoppio. Occhio all'altra parte, fallo ai danni di Marini da parte di Paola. Forse è stato su il tap-in dopo la conclusione di Patania, respinta in maniera non esaltante, non perfetta da Tacchini. E per il tap-in credo proprio di Paola, sul quale ha salvato Belometti, che dunque tiene a galla, tiene in partita Bergamo. Il cambio di gioco di Crotti dalla parte di Cortinovis, adesso prova a reagire Bergamo dopo lo scampato pericolo, ma ancora una volta c'è l'anticipo su Facchinetti. Cremaschi, poi il colpo di testa di Cortinovis, rialimenta l'azione Pedrali, l'inserimento, Pedrali affrontato col fallo e col giallo per il numero 18 Brischetto. E occhio alla punizione, perché ci sono Cassinelli col sinistro e Marchesi col destro. Sono in 5 in barriera per Bulla, fischia l'arbitro, la rincorsa alla fine la prende Marchesi sul muro, Cassinelli allarga subito, Crotti con il cross velenoso sul secondo palo, non arriva nessuno e tira un sospiro di sollievo Catania. La palla battuta lunga, di testa è intervenuto Cortinovis, poi scatta Zuccarello contro Cremaschi. Zuccarello prende il centro, Zuccarello cerca il cross, allontana la difesa di Bergamo, poi Marini anticipa tutti Brischetto, 2 volte di testa il 18. Privitera non ci arriva, Conca, Marchesi per la corsa, poi Marini disorientato e Brischetto la mette in fallo laterale. Mancano gli ultimi 9 minuti e mezzo più recupero. Catania recupera, Russo, anticipato Zuccarello, poi avanza Privitera, un motorino instancabile il 21 che qui allarga ma non riesce a trovare Di Paola, e allora rimessa per Bergamo. Marini con la sponda sbagliata, poi Marchesi, Belometti, ancora Marchesi, Marini, verticale, ancora sbagliato, Qui il controllo da
da parte di Sergi, fermato senza fallo, e allora Marini con la palla sventagliata in mezzo, Conca ha scavalcato al pallone, lo raggiunge dopo. Conca, l'intervento falloso a pochissimi centimetri dall'area di rigore, ha rischiato enormemente Toscano, ma alla fine è punizione, solo punizione per Bergamo. Mentre è rimasto a terra Sergi, condivido con l'arbitro la scelta di non fischiare in quel caso, perché Sergi si è fatto soffiare il pallone da Facchinetti. E allora occhio alla punizione, Marchesi la lascia perché la vuole battere Pedrali, anche se adesso torna, no, Pedrali va via, batte Marchesi. Il fischio dell'arbitro, Marchesi, invece la scodella in mezzo, Facchinetti, la deviazione di Brischetto, calcio d'angolo. Si ripartirà dal fondo, non da calcio d'angolo allora. Battuta lunga, colpo di testa di Cortinovis, ma direttamente in fallo laterale. Pallone battuto lungo da Patania, poi allontana la difesa di Bergamo. 6 minuti e spicci più recupero. E poi fallo di Zuccarello secondo punizione Bergamo. Di testa Patania. Fallo ai danni di Marini. Marchesi, Crotti, può essere anche zona tiro quella, Crotti se la sistema, Crotti al limite, allarga, Facchinetti, il cross arretrato, Cassinelli alza questo campanile, bulla in qualche modo, fallo di Conca. Arriva un altro cambio per il Catania. Esce Zuccarello. Ingresso in campo con la maglia numero 22 di Palermo.
Qui intanto riconquista palla senza commettere fallo Facchinetti, verticale per Crotti, Crotti si invola, Crotti mette in mezzo, la palla rimane lì, Crotti non riesce a calciare, arriva Facchinetti al limite, Facchinetti in mezzo a due, la tiene, poi arriva il terzo che lo ferma, ancora azione viva con il Catania che esce da una situazione pericolosa, poi Sergi la perde ma c'è fallo di mano di Cortinovis, punizione. Battuta lunga, colpo di testa a prolungare proprio da parte del nuovo entrato Palermo. Marchesi sterza e la tiene, avanza Cortinovis, scambia con Facchinetti, Cremaschi va da Cassinelli, prova anche a cambiare lato Bergamo per cercare di creare dei varchi altrove, Pedrali fermato, poi fermato anche Privitera dall'altra parte, Cremaschi allora torna a destra da Cortinovis, ultimi 2 minuti in arrivo, poi solo recupero, lancio di Crotti, troppo forte, una cannonata per Facchinetti, si scusa Crotti. Andrà a battere dal fondo Brischetto, ultimi 90 secondi prima del recupero, prolunga Privitera, poi Marchesi appoggia rischioso su Cremaschi, infatti la perde Cremaschi, riparte Palermo, Palermo con il tocco per Toscano, Toscano si defila e calcia, respinto, ancora il cross di Toscano, Palermo di testa, troppo debole per Tacchini che rilancia subito, Cremaschi lungo a cercare Conca, Conca la sterzata, ancora Conca, chiuso dall'ottimo intervento di Giuffrida, fallo laterale in zona d'attacco per Bergamo che ci crede, che vuole andare quantomeno ai supplementari, di testa la palla messa fuori, poi Facchinetti al volo, deviazione di Patania e l'uscita di Bulla. Vuole rallentare un po' i bollenti spiriti degli avversari Bulla, tenendo la palla in mano. Chiama i suoi compagni a salire e poi rilancia oltre la metà campo dove c'è Palermo che però non arriva, arriva Cortinovis, poi Battieri Batti, risolve Marchesi che appoggia Cassinelli, si attende solo la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara con Cassinelli che lancia dalla parte di Facchinetti, la sterzata di Facchinetti che manda al bar russo, poi la scivolata di Patania è vincente, Cortinovis rialimenta l'azione, Pedrali appoggia Marchesi che completa il giro andando a sinistra da Belometti, il cross, il tocco e poi salva Russo dopo la spaccata di Brischetto che ha tolto la palla dal piede di Facchinetti, sarà fallo laterale per Bergamo, iniziato il recupero, Palermo la mette fuori, fallo laterale ancora per Bergamo, Facchinetti allo scambio con Marini, Marini se la sistema per il cross, cross che arriva, Bulla con l'uscita alta, si accartoccia sul pallone. Si prende tutto il tempo che può Bulla, poi altro rilancio ben oltre la metà campo, di testa Cassinelli, poi Pedrali, tocco non granché, allora Catania riconquista con Toscano, ancora Pedrali che la gioca in avanti, trova questa volta un compagno, si tratta di Conca, Conca che allarga dall'altra parte, cercato Facchinetti ma non può arrivare Facchinetti, stanco, stremato anche lui. E la rimessa che verrà eseguita da Sergi, prolunga Russo, poi uno scontro, attenzione sono rimasti a terra in due, Pedrali, Cassinelli con il lancio,
Marchesi la controlla in mezzo a due, spalle alla porta, va giù, non c'è nulla e secondo me è anche giusto così. Prova ad autolanciarsi Sergi che è inesauribile, ancora Sergi, vince il rimpallo, c'è Palermo al centro, il cross bloccato da Tacchini che vuole portarla su, non vuole fermarsi, sa di avere poco tempo, allora la butta lunga, Crotti, scavalcato dal pallone, Crotti invece arriva e non trova la porta al secondo minuto di recupero, sfiora il pareggio Crotti. Scaduto anche il secondo minuto di recupero. Andrà a battere ancora Brischetto, più lungo che può, ma sono quasi tutti vicini i compagni. Allora Brischetto comunque la calcia lontano. Prova ad arrivare Palermo, Conca con la spallata conquista il pallone, poi prova a difenderlo dall'attacco del 22 e palla a Cassinelli, ennesimo lancio di questo secondo tempo per lui, di testa Patania, poi Facchinetti preferisce il fallo laterale anche perché non può ottenere di meglio e allora torna a salire Bergamo, torna ad attaccare la squadra che in questo momento ha lo scudetto cucito sul petto, ma Catania sta cercando di scucirglielo filo dopo filo, passante dopo passante, ma occhio a questa rimessa con Cortinovis che va da Pedrali, Patania qui rischia, ma alla fine si salva, non gli viene fischiato nulla contro, si riparte dal fondo, si riparte da Bulla, forse si riparte da Brischetto, col direttore di gara che vigila, che chiede di non perdere troppo tempo. Il rilancio di Brischetto direttamente in fallo laterale, allora si rimane di qua, da questa parte di campo, quella che Bergamo ha cercato di assediare, soprattutto nell'ultima mezz'ora di gioco. Cremaschi, Pedrali, rilancio respinto da Privitera che è ovunque oggi. Privitera la può giocare lungolinea su Toscano ed è così che fa, ma Toscano non può raggiungerle, fallo laterale per Bergamo. Scade anche il quarto minuto di recupero qui a Terrasini, si assegna lo scudetto dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Pallone nell'area di rigore di Catania, Marchesi controlla dopo la respinta, vince il rimpallo, pallone che rimane lì. Facchinetti con il tiro sopra la traversa e tira un altro enorme sospiro di sollievo Catania. Serve il pallone. Dato 5, dato 5, ho visto che faceva così. La battuta da parte di Patania, lancia più lontano che può, Privitera non può raggiungere questo pallone e allora rimessa Bergamo, ultimissima chance per i campioni in carica per provare a prolungare la sfida, colpo di testa a mettere fuori, Conca svirgola, Pedrali anche, la palla arriva a Marchesi che viene anticipato, poi servizio a destra, prova ad arrivare Facchinetti che non arriva e allora l'arbitro dice che basta così, Catania è sul tetto d'Italia per il campionato nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, scucito dal petto di Bergamo, lo scudetto che vola alle pendici dell'Etna, partita di generosità, di intensità, di volontà da parte della squadra etnea che ha sbloccato subito la partita con Di Paola al termine di un'azione convulsa, al termine di un'azione in cui tutta la caparbietà si è vista della squadra oggi in tenuta bianca, della squadra rossa-azzurra che poi per quasi 90 minuti, altri 90 minuti, ha difeso strenuamente la porta di Bulla, con salvataggi, con grandi difese, anche un po' di imprecisione e un po' di frenesia da parte di Bergamo che forse non si aspettava di dover inseguire fin dall'inizio. Ci ha provato, non è riuscita a ottenere quantomeno l'accesso ai tempi supplementari e alla fine festeggia Catania, festeggia il Liotru catanese che almeno per un anno vedrà sulle proprie maglie il vessillo del tricolore.
E allora festeggia Catania, festeggia la squadra rossa-azzurra, conquista, ha giocato 2 autentiche battaglie, una contro Napoli in semifinale, una contro Bergamo oggi, forse lo scoglio più alto in assoluto, e alla fine vanno fatti i complimenti, vanno fatti gli applausi alla squadra bergamasca che ha fatto un grande torneo degnissimo del titolo che portava sul petto fino a quest'oggi. Ci sono gli applausi anche per il pubblico, sono stati veramente in tanti a seguire i propri amici, i propri familiari, forse anche qualche collega lì presente. Ora naturalmente aspettiamo il momento più atteso, quello della premiazione, della consegna della Coppa nelle mani di Catania. Qui fumogeni, anche le maglie celebrative gliele abbiamo viste togliere dalla scatola prima della partita, naturalmente al massimo della scaramanzia, perché anche in questi eventi non manca la scaramanzia, soprattutto quando hai davanti a te i campioni in carica. Però ci sta, e alla fine anche nella scaramanzia Catania ha avuto ragione. Tanto è il tempo anche di esaurire i festeggiamenti e vedremo anche la consegna della Coppa nelle mani di Catania in un tripudio di fumogeni rosso e azzurri per quella che è la nuova campionessa d'Italia nella categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tanto prima di chiudere la diretta urge ringraziare chi ci ha consentito di essere qui, ovvero sia l'ordine, l'associazione sportiva dilettantistica dell'ordine di Palermo, nelle persone di Salvatore Rolicato e Alessandro Tortorici, che vogliamo ringraziare per la fiducia in noi riposta. Speriamo di averla contraccambiata nel migliore dei modi e naturalmente ci complimentiamo e ringraziamo tutti gli ordini, tutte le squadre degli ordini nazionali, degli 8 ordini nazionali scesi in campo in ordine alfabetico: Bari, Benevento, Bergamo, Catania, Foggia, Napoli, Palermo e Salerno. Speriamo di avervi tenuto compagnia, siete stati veramente tanti, soprattutto in questa finalissima in cui abbiamo visto anche 100-110 persone collegate contemporaneamente, roba da veramente da fare invidia alle partite di eccellenza, di promozione che trasmettiamo solitamente. E naturalmente attendiamo di sapere anche quale sarà la sede l'anno prossimo. Difficilmente sarà la Sicilia, visto che c'è sempre una rotazione. L'anno scorso è stata Trani ad ospitare l'evento, 2 anni fa è stata Pestum ad ospitare l'evento, tutte terre bellissime della nostra bellissima nazione. E dunque direi che siamo giunti al termine di questo appuntamento, di queste fasi finali del campionato nazionale
di calcio riservato agli ordini dei commercialisti, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In campo si continua a festeggiare, foto di rito come state vedendo dalla sapiente regia di Salvo Geraci. Naturalmente ringrazio anche lui per averci tenuto compagnia, per averci fatto godere del suo lavoro in questi 2 giorni. Questa sera saremo presenti in qualità anche di media partner per la cena finale che si svolgerà a Villa Amalfitano a Palermo. Anche lì foto e video da noi prodotti e naturalmente sempre in collaborazione con l'ordine dei commercialisti di Palermo. E dunque, mentre prosegue la festa di Catania, mentre proseguono le foto, i selfie, gli abbracci, noi vi ringraziamo ancora una volta per averci seguito. L'invito sempre a seguirci sui nostri canali, non soltanto sul canale YouTube dove avete potuto vedere e sentire le 7 partite disputate in questo lungo weekend con tanto di ponte del 2 giugno, ma anche sul sito www.sportisiri.it, sui nostri profili social Facebook, Instagram, X e TikTok. Sarà un'estate lunga, sarà un'estate di novità, sarà un'estate di notizie, di approfondimenti e anche, perché no, di servizi e di novità e di aggiornamenti per quello che è l'universo Sportisili. Noi allora vi ringraziamo. Da Francesco Cammuca, qui dal Salvatore Favazza è tutto, con il sapiente supporto di Salvo Geraci. Grazie per averci seguito, appuntamento come sempre alla prossima.